nuvola nel bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, della gloria e della sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, vogliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
La Rotoblast Volano Volley viene da una partita, una delle peggiori giocate a livello mentale, possiamo dire, della stagione. Veniamo sconfitti nel derby dalla Trentino Energia Argentario. Ovviamente l'obiettivo da parte della formazione di Diego Vicarra ovviamente è il riscatto, tornare a giocare come abbiamo saputo fare fino adesso, anche perché la zona playoff è vicinissima, visto anche gli arresti di Santena e ovviamente anche del Volley Academy, quindi c'è stato un rimescolamento della classifica. Siamo a 2 punti dalla seconda, un punto solo dietro alla quinta Capodorso Palau, quindi l'obiettivo è ovviamente il riscatto contro le ragazze terribili della federazione. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano in corso odierno nella 16ª giornata del campionato di Serie B1 Girone A, la terza giornata di ritorno che vede a confronto la Rotoblast Volano Volley e il Club Italia. Allora, come detto, la Rotoblast ci arriva da una sconfitta molto pesante, soprattutto sul piano mentale, perché si può dire che la sconfitta patita contro le ragazze di Martinez è stata davvero solo mentale nel derby trentino contro la Trentino Energia Argentario. Ovviamente adesso c'è un'altra squadra di molte giovani terribili che ormai è al canto del cigno come squadra della federazione, perché se non ricordo male questo dovrebbe essere l'ultimo anno di attività del Club Italia, che ha cresciuto tante giovani di valore del nostro panorama del volley. Allora le squadre vengono chiamate fuori al terreno. Saluto i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, il nostro scoutman, mago delle statistiche. Saluto Silvia Briani, che oggi non è qui presente per impegni personali, ma ritorna qui in cabina di regia Fabrizio Saba. Bentornato Fabrizio, dopo un bel po' di tifo è tornato. Allora, come detto, saluto anche il nostro direttore sportivo che come sempre è qua a fare un po' il tifo e a caricare la squadra. Un pensiero, visto che è il Club Italia. La scorsa volta che c'è stato il Club Italia, tu sei stato protagonista di una bella caduta con la testa, quindi ti consiglio, stai in piedi, che sennò un momento di esultanza voli per terra, ok? Mi raccomando, che non voglio feriti in questa giornata speciale per me. Allora, eccoci qua, allora siamo quasi per cominciare questa diretta. Ovviamente Club Italia in classifica non è in una posizione felicissima, perché credo che sia solo al secondo posto dietro a livello di salvezza. Comunque adesso lasciamo la parola allo speaker ufficiale dell'Arena Biancorossa, Paolo Scrizzi. Allora vediamo oggi come giocheranno le due squadre. Ovviamente la Rotoblast, come ho detto, deve essere chiamata al pronto riscatto. Vediamo se riusciremo a ritrovare la fiducia che ci era mancata nella scorsa giornata.
arbitri lasciano il terreno di gioco. Allora, scusate, oggi un po' di emozione, un po' troppa felicità. Non mi fa un po' concentrare oggi, scusate. Allora, il primo arbitro è la signora Chiara Ristardo della sezione di Verona. Il secondo, Francesco Mischi, spero di averlo pronunciato, Mischi della sezione sempre di Verona. Sono i due arbitri che oggi arbitreranno l'incontro odierno tra Volano Volley e Club Italia. Adesso è pronto lo starting player, ovviamente. Come di consueto, incominciamo con il Club Italia. E adesso la Rotoplas Volano Volley. L'unica novità della formazione allenata da Diego Ficar è Svetlana Longa, che cambio obbligato al posto di Camilla Ferrari, che come voi sapete nella partita scorsa ha avuto un risentimento alla fine del primo set. Oggi è stata costretta a dare forfeit. Primo servizio affidato a Ludovica Tosini per il Club Italia. E allora ci siamo. A tutti voi l'augurio di una buona partita, divertitevi. E adesso accendiamo le emozioni. Via, iniziata. Svetlana Longa il primo servizio ed è un ace. Primo punto per il Club Italia, 1-0. Ovviamente, se conosco la tattica un po' del Club Italia, come è stato la partita scorsa da Trentino di Argentario, si tenderanno a sparare palloni direttamente molti su Svetlana. Primo punto anche per la Rotoplas con i servizi in rete di Ludovica Tosini. 1 pari il punteggio. Ovviamente Andrea, in caso di qualche svarione di commento sui punteggi, intervieni. Da quale mago delle statistiche quale sei? Servizio battuto sul libero Regoni. E c'è punto per la Rotoplas con il scatta la doppia a Magna Bosco. Ancora Carlotta Petrustiello al servizio battuto. Si spegne in rete anche il servizio di Carlotta. 2 pari il punteggio. Ora Miranda Zanella al servizio, numero 16. Cosa ho detto? Miranda? Ah, pensavo mi stavi correggendo la pronuncia. Servizio di Zanella, battuto su Giungo, va subito dall'altra parte Bortoli, palla difficilissima da palleggiare. Poi ha tentato l'attacco Peroni, ma c'è la difesa proprio di Linda Giugovas. Attacca di Carlotta Petrucciello. Terzo punto per la Rotoplas, 3-2 il punteggio.
corso di questa prima frazione di gioco. Svetlana Longa al servizio. Servizio battuto da Longa, ha ricevuto Rigoni. Tentativo, murata da Giuditta Romano. 4-2 punteggio con la murata di Giuditta Romano. Svetlana Longa al servizio. Battuto da Longa, riceve Peroni. Palla difficile. Tentativo di Djugova, man out. 5-2. Svetlana Longa ancora lei al servizio. Servizio sempre su Rigoni. Alla lunga per Magnabosco. E allora Linda Djugova appoggia. Svetlana Longa al servizio sul 6-2 per le biancorosse. Ancora il servizio su Rigoni. Magnabosco. Tentativo d'attacco murato di Peroni. Ancora ci ha provato Peroni, ma c'è la difesa di Linda Djugova. Allora Petrusielli in attacco. Palla troppo alta. E la palla si spegne, out. 3-6 punteggio. Arianna Bovolenta al servizio. Igor. 6-3. Battuto da Bovolenta. Monaco. Subito Bortoli. Dalla Bortoli. 7-3. Giuditta Romano al servizio. Tutto ricevuto Bovolenta. E doppia fiscata ancora a Magnabosco. Infatti non ho capito la scelta di Ristardo qua. Prendiamo quello. Risata per dirla alla Mourinho, che fa capire che non è d'accordo con questa scelta. Punto vincente di Veronica Cuero. 8-4. Caterina Peroni. Sì, ma che doppia è questo? Quelli prima, ma questi qua. Battuto. Il re del servizio di Peroni. 9-4 punteggio. Lalla Bortoli al servizio. Battuto. Out il servizio di Lalla Bortoli. 5-9, scusate. Bovolenta, la figlia di Igor. Quello che chiedevo. Magari prima di dire qualcosa che non è vero. Non lo so. Servizio in rete di Veronica Cuero. 10-5 punteggi a favore della Rotterdam nel corso del primo set. Da Djugova al servizio. Battuto. Ricevuto da Tosini. Magnabosco. Attacco tentato da Bovolenta. Bortoli. Petruziello. Ha difeso Bovolenta. E poi passa l'attacco di Ludovica Tosini. 10-6 punteggio.
dato il muro di Petruziello e Bortoli. Emma Magnabosco al servizio sul punteggio di 10-6 per la Rotoblas Volano, volle di Diego Ficarra. Battuto il servizio su Giugovas. Bortoli, Petruziello, Murata, Petruziello. 7-10. Pronta al servizio ancora Emma Magnabosco. Servizio, battuto. Giugovas ha ricevuto. Monaco. Attacca Svetlana Longa, però c'è la... Sta ancora Giugovas, Murata da Miranda Zanella. 8-10. Si rifà sotto la formazione allenata da Michele Fanni. Ancora il servizio di Magnabosco, ha messo in difficoltà la ricezione di Bortoli, però non sfrutta la Club Italia. Allora prova Longa, ma viene murata da Perla Massaglia. No, scusate, da Arianna Bovolento, scusate. 9-10. Praticamente da 10-5. Ovviamente mangiato tutto il vantaggio che avevamo con questo break. Si è visto ancora di Magnabosco. Bortoli, De Val, ci pensa la capitana, ci pensa la capitana. Pronta Jessica De Val al servizio, autrice del punto. Servizio battuto su Tosini. Magnabosco, tentativo d'attacco, la palla resta nella metà campo bianco-rossa, punto di Arianna Bovolenta. 11-10. Colpita in pieno Petruziello, pensava che era andata nella metà campo, per poi gli è rimbalzata proprio alle sue spalle. Servizio Tosini sull'11-10. Riceve Longa, Bortoli, Petruziello attacca, passa l'attacco a sfiorare il tetto e passa l'attacco di Arianna Bovolenta che porta la parità all'arena biancorossa. 11 pari. Giugovas riceve, Bortoli, Roma riesce a salvare Magnabosco, però c'è una free ball. Bortoli, Petruziello, punto, invasione. Rischiata Peroni l'invasione. 12-1. Magnabosco, tentativo, invasione di Club Italia, ancora Caterina Peroni. 13-11, doppia invasione di Peroni in 2 punti. Beh, ringraziamo perché il punto era praticamente del Club Italia, non votata per l'invasione. Ricevuto Regoni. Prova l'attacco Tosini, ma c'è l'infrazione al quarto tocco, quindi 14-11. Pronta ancora Petruziello al servizio. Battuto. Ricevuto Peroni. Attacca Peroni, in mezzo al muro. Perfetto l'attacco di Peroni. Niente da fare per Giugovas. 14-12 punteggio. È un'arena biancorossa molto spenta oggi. C'è tipo oggi. Servizio Miranda Zanella.
14-12. Il servizio battuto, riceve Longa, Bortoli, Giuditta Romano, mani out, Giuditta Romano, 15-12. Svetlana Longa al servizio. Battuto, ricevuto Peroni, Magna Bosco, attacco vincente di Bovolenta. Niente da fare a muro, 15-13. E va proprio Arianna Bovolenta al servizio. Battuto. Jugovac ha ricevuto, Bortoli. Linda Jugovac. Peroni, difesa che però va a stamparsi sul tetto. 16-13. Giuditta Romano al servizio. 16-13 punteggio. Battuto, ricevuto Bovolenta. Poi attacco vincente di Veronica Cuero. 14-16. Pronta Caterina Peroni al servizio. Battuto, riceve Longa, Bortoli, Jugovac, palla in campo di Linda Jugovac. 17-14. Lala Bortoli al servizio. Attacco, forse aveva toccato la rete Petruziello. Non vorrei dire una stupidata. Jugovac, mani out. Punto di Veronica Cuero. 17-15. Mie impressioni, mi sembrava che Petruziello avesse toccato con la mano il nastro alto. Credo, non voglio dire che l'abbia, che è certo. Ludovica Tosini, no, Veronica Cuero al servizio. Battuto. C'è Jugovac, Bortoli, va la pallonetto. Duella sotto rete. Meglio però il Club Italia che ha ancora un'occasione per attaccare. Però c'è Monaco a spegnere l'attacco. E poi Carlotta Petruziello, 18-15. Pronta Linda Jugovac al servizio. Servizio battuto su Tosini, Bagna Bosco, attacco di vincente di Ludovica Tosini. 16-18. Pronta Magna Bosco, servizio battuto in rete. 19-16 punteggio. Jessica De Vala al servizio. Battuto, riceve Tosini, Magna Bosco, Tosini attacca, difesa riuscita di Bortoli. Petruziello un po' non era facile come attacco, però un'altra possibilità. Giuditta Romano, Bortoli, Petruziello, Carni. 20-16, arriverà il time out, eccolo qua, sponsor.
nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano, punteggio di 20-16 a favore della Rotoblat Volano Volley nel corso del primo set. Allora, il servizio streaming può arrivare in tutta Italia oggi. E oggi mi arrivano delle persone che sono addirittura collegate dalla Toscana, da Cascina addirittura, quindi mando un saluto a queste persone che sono collegate addirittura dalla Toscana, un saluto a voi, ci vediamo e vi auguro che vi state divertendo. Ace! 21-16 Rotoblat. Yesterday Hate 21-16. Servizio battuto, un altro ace. 22-16. Arriva il secondo timeout. Sponsor. Nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano, 22-16 punteggio a favore di Volano nel corso di questo primo set. Servizio battuto, pronta al servizio Jessica De Val, battuto, ricevuto Tosini, difficoltà Magnabosco, free ball concesso da Regoni verso Djugovas, Bortoli, Svetlana. Tocca a muro che non c'è, peccato, 17-22. Pronta al servizio Tosini, servizio battuto, Djugovas ha ricevuto forza lunghetta, infatti troppo complicato questo attacco. Arianna Bovolenta l'appoggia nella metà campo bianco-rossa, 18-22. Si rifà sotto la squadra di Michele Fanni. Non può essere altrimenti perché la Rotoblat è abbastanza vicina. Battuto. Su lunga Bortoli. E Trucchiello Murata da, credo, Bovolenta. Zanella. 19-22. Pronta ancora Ludovica Tosini, servizio battuto, riceve Svetlana lunga, Bortoli, Djugovas, attacca, buona la difesa di Regoni, Bortoli, Monaco in bugger zona Petruzziello, ancora Regoni ma questa volta l'attacco riesce. 23-19. Carlotta Petruzziello al servizio, battuto in rete il servizio, 20-23. 20-22. Pronta Miranda Zanella al servizio. Servizio battuto. Longa Monaco. Giudita Romano in free ball. Cuero, prova Cuero, attacco vincente. Veronica Cuero, 21-23. Zanella, servizio battuto, riceve Djugovas, Bortoli subito alla Bortoli, 24-21.
battuto il servizio da Svetlana. Attacco e out di Veronica Cuero, 25-21. Allora andiamo subito con gli sponsor, torniamo per il secondo set. Di nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Volano, il primo set che l'ha giudicato la Rotoplas Volano Volley per 25-21 dopo una battaglia molto positiva. Servizio di Petruccelli in rete, 1-0, Club Italia. I punti di squadra dopo un set di gioco. Cominciando dalla Rotoplas, 3 punti De Val, 4 Giugovas, 2 Romano, 4 Petrucciello, 2 Lalla Bortoli. 15 punti di squadra, 10 su errori del Club Italia. Andiamo il servizio di Zanella su Giugovas. Bortoli, zona Petrucciello, viene murata Petrucciello, Cuero da Cuero. Svetlana lunga ci prova e punto di Svetlana, 1 pari. Vediamo i punti del Club Italia: 1 Peroni, 4 Bovolenta, 4 Tosini, 2 Magnabosco, 4 Cuero. 15 punti di squadra, 6 su errori della Rotoplas. Questa è già una notizia. Servizio di Longa, battuto su Peroni. Tentativo di Peroni che però viene neutralizzato un po' dal muro e poi dall'attacco. Prova Giugovas, ma c'è l'infrazione di quarto tocco che vale il 2-1.
Oggi purtroppo l'arena biancorossa è veramente spenta. Non si sente proprio nessun genere di tifo oggi, purtroppo. Peccato. E nonostante tutto comunque non è vuota l'arena biancorossa. Attacca Djugovac, punto di Carli, diventa Djugovac, 2 pari. Giudita Romano al servizio per le biancorosse di Diego Ficarra. Servizio battuto. Riceve Regoni. Prova Peroni ad attaccare, ma c'è la difesa di Djugovac. Petruziello. Ancora Regoni a difendere. Bovolenta, Petruziello. Bortoli dall'altra parte. Out l'attacco di Veronica Cuero. Vantaggio Rotoplas 3-2 in corso del secondo set. Giudita Romano al servizio. Battuto. Ricevuto Bovole. Subito De Val. Jessica. The Spike. 4-2. Ormai De Val non è più il suo cognome, è The Spike, The Ace, The Wall. La nostra capitana. Attacco di Peroni Murata! Monster Block, Monster Block, Monster, Monster, Monster Block, Monster Block, Monster Block, Monster, Monster, Monster Block. Posso dire che si capisce che è tornato Fabrizio Saba qua in regia, anche perché sta comandando le trombe dell'Alan Berlopa Production. Esatto, che l'ho notato un po' spente per tutto il tempo. Tentativo di Peroni, pallonetto di Petruziello che non può evitare il punto. 4-5. Scusate, 5-3, chiedo scusa. Caterina Peroni al servizio per la formazione tricolore. Servizio out che va a centrare in pieno Diego Ficarra. Simone Zoni spiritoso a dire c'è tocco. Pronta Lalla Bortoli al servizio, riceve Dodini. Magna Bosco, mamma mia che brutto palleggio di Magna Bosco. Djugovac, però Regoni ci mette una pesta. Magna Bosco, Colmani, out di poco. Non c'è poi il tocco. Allora 6-4 punteggio. 6-4. Veronica Cuero al servizio. Battuto su. E poi Djugovac. Attacco tentato da Peroni, ma il nastro respinge il colpo e il proiettile torna nella metà campo tricolore. 7-4. Linda Djugovac al servizio. Battuto. Magna Bosco, pallonetto tentato da Tosini che è vincente. 5-7, niente da fare per Bortoli che arriva leggermente in ritardo. Rete anche di Magna Bosco. 8-5. Allora vediamo se il sito della federazione vuole collaborare oggi, ma ne dubito perché purtroppo infatti.
Allora, il risultato che sappiamo già per certo è che Volley Parella Torino ha vinto al tie break contro Sondrio. Insomma, la formazione di Josin dalla ultima di campionato comunque sta riuscendo pian piano a raccimolare sempre più punti. Ovvio. Villa Cortese ha vinto 3-1 con Palau, quindi sicuramente la Rotoblat non perderà punti su Palau, quindi è certa del quarto posto. Ovviamente Villa Cortese è risaputo che è di un gradino superiore a tutte. Tranne posso dire a Santena in casa, a Legnano che si è ripresa pian piano e per la gioia di Simone Zoni, un'altra partita in cui Villa Cortese non era imbattibile è contro la imbattibile Libellula alla Libellula Arena. Servizio di Petrucciello, out, 7-9. Simone, possiamo dire che al momento è un incantesimo, cioè sulla Libellula Arena. Non c'è una squadra che non abbia battuto Libellula, escludendo Volano, che è l'unica addirittura è uscita senza neanche concedere un set. Esatto, esordio di Ficarra, magari quello ha detto no aspetta, c'è l'esordio di Ficarra, facciamogli far bella figura, perdiamo 0-3. Anche se dalla reazione del coach a fine partita non so se era proprio voluto. Svetlana Longa al servizio, 17 il punteggio. Chiusa questa parentesi comica. Caterina Peroni, 8-10. Pronta al servizio Arianna Bovolenta. Out, servizio di Arianna Bovolenta. 11-8, non so quanti sono stati gli errori negli ultimi servizi, ma credo che negli ultimi 5 punti almeno 3 sono stati, 3 o 4 dovrebbero essere stati, no? Battuta solo 15. Parlavo degli errori, battuta adesso. Giuditta, out il servizio anche di Giuditta. Tanti errori al servizio in questo secondo set. 11-9. Servizio di Peroni. Subito De Valle. Jessica De Valle. 12-9. Lalla Bortolo del servizio. Battuto. Riceve Rigoni. Magnabosco subito. Bortoli. Monaco. Praticamente da terra tutte e due. Carlotta Petrozziello col money out. 13-9. Pronta Lalla Bortoli del servizio. Battuto. Arriva Late. 14-9. Troppo incantato da mettere Late. Rigoni riceve il servizio di Bortoli. Attacca Quero. Punto vincente. 14-10. Servizio Veronica Quero, autrice del punto. Bortoli. Petruzziello ha difeso Quero, scusate. Bovolenta attacca con la difesa di Bortoli. Petruzziello, palla in campo.
Carlotta Petruzziello, 15-10. Ricevuto Tosini, attacca Tosini, difende Longa però concede una free ball. Magnabosco, ancora Tosini, Murata da The Wall! Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rosa di Volano, 16-10 il punteggio a favore della Rotoplas Volano, volley di Diego Piccarra nel corso del secondo set. Linda Djugovas, servizio battuto e no! 'Linda Djugovas al servizio. Pedini, Longa per poco, mancato poco. La maglietta. Che è successo? 17-11. Magnabosco riceve Djugovas, Bortoli. Subito Jessica! The spike! The fuck! Sì. 18-11. Ha servito la capitana De Val. Servizio battuto in rete. Ha fatto anche male, mi sa un po' Jessica. Ah, quindi non sta giocando Bovolenta, ma sta giocando Stella Caruso. Allora facciamo una rettifica. Allora, ci è arrivata comunicazione adesso dalla panchina del Club Italia. Non sta giocando Arianna Bovolenta, ma Stella Caruso in realtà. Hanno invertito la maglia. Chiediamo scusa al pubblico di Club Italia che... Quindi siamo... Non è Bovolenta ma Caruso la 9. Non aveva una maglia sua. Sì, tra l'altro Caruso è una schiacciatrice e l'altra è una centrale. Bortoli. Attacco vincente di Petruzziello. 19-13. Carlotta Petruzziello al servizio. Battuto. Doppia contro Magnabosco. 20-13. Attacca Peroni, c'è la free ball concessa da Longa. Magnabosco, ancora Peroni. Djugovas ha difeso, ci prova Petruzziello, ha difeso Tosini. Magnabosco, Murata Peroni. Monster block, monster
monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Per il club Italia è uscita Emma Magnabosco ed è entrata col numero 7 Giovanna Fratangelo, palleggio per palleggio, quindi cintura 13. Da Petruzziello il servizio, fatto out il servizio di Petruzziello. 14-21 al servizio Miranda Zanella per il club Italia. Servizio battuto, riceve Djugovac. Ortoli subito, l'alta Ortoli. A 14. Svetlana Longa al servizio. Svetlana si è battuto. Ricevuto scusate, mi viene al cognome. Truzzello! 23-14. Pronto il time out, andiamo con gli sponsor. Proviamoci. E tutti i gol entrano per uno. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Sarà famosa. Siamo 23-14 a favore della Rotoblas nel corso del secondo set. Svetlana Longa al servizio. Battuto. Regoni. Palla lunga. Guero dall'altra parte. Djugovac. Mani out. Mani out. 24-14. Vabbè, te le tre imposti tu dopo le tutti, 24-14. Stat ball Rotoblas con Svetlana Longa. Battuto Peroni. Cuero, bomba di Cuero, non riesce a disinnescarla per bene Isabella Monaco. 15-24. Bovole, scusate, Stella Caruso al servizio. Ricevuto Djugovac, Bortoli. Andiamo per il titolo del terzo set e poi ci vediamo.
col commento di Lorenzo Eduardo Mateni, la regia di Cinzia Briani, Fabrizio Saba, sull'uscita come iscrivetevi, www.channel, grazie. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 2-0 il punteggio nel quoziente set. I parziali: Carlotto Petruccello 1-0. Primo set 25-21 e il secondo 25-15. Carlotta Petruccello 2-0. Ora riepilogo i punti di squadra velocemente dopo 2 set di gioco. 6 Deval, 2 Longa, 8 Giugoval, 2 Romano, 9 Petruccello, 6 Bortoli. 33 punti di squadra, 17 su errori del Club Italia. Servizio in rete di Petruccello 2-1. I punti del Club Italia sono 7 punti per Bovolenta, 3 Peroni. No, scusate, 5 punti per Caruso, 3 punti Peroni, 7 Tosini, 3 Zanella, 6 Cuero, 24 punti di squadra, 12 su errore della Rotoplas. 3-1 il punteggio della Rotoplas. Svetlana Longa al servizio. Tutto il servizio, attacca, si prova Caruso, Giuditta Romano, 4-1. Servizio Giorgia Sari entra al posto di Miranda Zanella per il Club Italia, 4-1. Bortoli, scusate, servizio, attacco out, chiedono il tocco a muro, 5-1, arriva forse time out, ho capito se era per il campo, no, lui, attacco di Peroni. Mi prende Petruccello. Giugovat. Time out Club Italia, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 6-1 il punteggio a favore della Rotoplas nel corso di questo terzo set, che può essere decisivo per la nostra classifica in positivo. Servizio di Svetlana, tentativo a pallonetto tentato da Caruso, che non è andato a buon fine. Ci prova Petruccello. Attacca Peroni, ma c'è la difesa di Monaco. E poi Jugovac, però c'era l'invasione. Ah, ok. 7-1. Servizio battuto da ancora Longa. Giuditta muro! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Chiusa testa.
8-1. Attenzione, Giudita, scusate, Linda Giugo va ad aver preso una pallonata perché si sta toccando l'occhio. Caruso Murata, Giugo Bat. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ed entra la numero 6 Marianna Solovei. Maria Solovei. 9-1 il punteggio, con Svetlana Longa al servizio. Riceve Regoni. Palleggio di Patangelo. Prova l'attacco. Peroni, ma viene difeso il suo attacco. Giugo Bat! 10-1. Time out. Sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Svetlana Longa al servizio sul punteggio di 10-1. Niente, qua il servizio della Federvolley purtroppo non ci permette di vedere i risultati. Si vede qui il break. Caterina Peroni 10-2. 10-2. Ora al servizio Giorgia Sari per il Club Italia. Tutto piuttosto lungo. Il tasto lungo, sì, esatto. Vediamo il servizio battuto sul Monaco. Ugo Bat. Linda, Ugo Bat. Undici a 2. Giudita Romano al servizio. Bat. Riceve Peroni. Frattangelo, scusate. Ha provato l'attacco Peroni, ma c'è stata la difesa. Truzziello. Niente, tocca a muro. 11 a 3. Maria Solovei al servizio. Servizio, ha pestato la linea Maria Solovei. 12 a 3. Alla bordo del servizio. Subito. Punto della Rotoblast. 13 a 3. A 3. Attimo vantaggio nel corso di questo. In realtà no, perché non erro, nel secondo servizio in rete, attacco in rete, scusate, 14 a 3. Dalla Bortoli al servizio. Servizio di Bortoli, ricevuto Tosini. Mani out vincente del Club Italia 4 a 14.
Caterina Peroni. Servizio di Peroni. Monaco. Ortoli. Jugovac Murata da Veronica Cuero. 5-14. Servizio di Peroni, Bortoli. Palla. Tentativo, invasione di... Ah no, invasione di Tosini. (15-5), quindi. Jugovac al servizio. Servizio ace. 16-5. Jugovac. Muro! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Paola, fai una birretta. Ricevuto Tosini. Tosini prova ad attaccare. Palla in campo. Out. Palla out. 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 18-5. Out. Servizio in rete di Jugovac. 18-6. Veronica Cuero al servizio. Servizio battuto. Jugovac. Morto lì. Longa ha provato, ma c'è la difesa di Cuero. E attacco è vincente di Rebecca Aimaretti, che non me ne sono manco accorto che era in campo. Quando è che hanno fatto il cambio? Me lo sono proprio perso. Chiedo scusa, me lo sono proprio perso. Monaco riceve Bortoli subito. De Val. Palla sul tetto. Nostra capitana Jessica De Val al servizio. Servizio battuto. Invasione. Invasione. Judith out. Non c'è il tocco. Vabbè, 8-19. Ho visto per 2 volte il piede andare oltre la linea. Servizio su Jugovac che si trasforma in ace. 9-19. Giuditta 20-9.
Servizio. Fratangelo. Passa l'attacco di Rebecca Mairetti. 20-10. Servizio su Monaco, Bortoli. Svetlana Murata. 11-20. a 11. Rebecca Mairetti, Longa riceve. Carlotta Petruziella ha difeso rigore, scusate. Ci ha provato questa volta Solovei. Attacco vincente di Caterina Peroni. 20-12. Rebecca Aimaretti. Battuto su Gugovaz, Bortoli. Subito dall'altra parte però riceve di Federegoni. Solovei. Bortoli. Longa dall'altra parte. Attacco tentato da Peroni. Difende Gugovaz che prova ad attaccare. Difeso Regoni. Solovei. Attacco vincente, ma c'era anche l'invasione di Svetlana Longa. 20-13. Si rifà tutto. Club Italia. Time out sponsor. In diretta dall'arena bianco-rossa di Volano. 20-13 punteggio a favore della Rotoplat nel corso di questo terzo set. Servizio Rebecca Aimaretti per il Club Italia. Bortoli. Udita Murata da Solovei. 20-14. Bortoli. Petruziella, due mani dall'altra parte. Solovei. Oh, attenzione. Disorganizzazione un attimo nella metacampo tricolore. Giungovac vinta. E 1-14. Svetlana Longa al servizio. A 14, Svetlana Longa al servizio, autrice poco fa dell'Ace. Oh, double ace! (23-14) double ace, Svetlana Longa. E stavolta è out, vabbè dai, ci sta. 15-23. Brava Svetlana. Autrice di 2 ace consecutivi. Giorgia Sari al servizio.
Servizio battuto. Longa. Bortoli. Giuditta Romano. Di 4-15. Il match ball lento per la Rotoblast. Giuditta Romano. Servizio di Giuditta Romano. Regoni. Attacca. Difesa di Romano. Bortoli. Petruzziello. Regoni. Solo Vei dall'altra parte. Giuditta in bagger. Giugovat 25-15. E allora tanti auguri a me, allora possiamo dirlo, visto che è la giornata speciale. Festeggiamo la vittoria per 3-0 della Rotoblast. Si vince 3-0, 25-21, 25-15, 25-15. Allora 3-0 Rotoblast. Allora la prossima giornata sarà sabato 1 marzo. La prossima partita sarà contro Cabiate in provincia di Como, contro Cabiate al palazzetto comunale contro Cabiate. E sarà sabato 1 marzo. Fabrizio Saba, grazie. Saluto Andrea Zdeni. A tutti voi l'augurio di una serena notte. Vado a festeggiare il mio compleanno adesso, 29 anni. Come perché c'erano il... Ho detto il regalo di qualcosa. Lo mando subito, lo metto sul gruppo. Tra pochissimo le chiude la serata, con l'estrazione di Italia. Rimane qui alla arena,
MVP della serata. Premia.